Un'allerta che riguarda il centro levante della regione, quindi zone B, C ed E, sarà gialla dalle 6 di domani, venerdì 22 gennaio, per tutti i bacini della zona B, per tutti i bacini della zona E, mentre per la zona C sarà gialla sempre dalle 6 fino a mezzanotte, poi ci saranno ovviamente ulteriori valutazioni domani per i bacini piccoli e medi, mentre i bacini grandi della zona C alle 10 di domani passeranno in arancione. Questo perché già oggi avremo e abbiamo delle precipitazioni che proseguiranno per tutta la giornata con locali rovesci che saranno più probabili sul centro e sul levante. Dalle prime ore della notte è attesa un'intensificazione dei fenomeni per il transito di una perturbazione che attraverserà un po' tutta la regione. Ci aspettiamo piogge diffuse, temporali anche forti, organizzati su gran parte della Liguria. A levante la persistenza dei fenomeni potrà appunto provocare anche innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua maggiori. La stazione che ha ricevuto più pioggia è quella di Ogno, nel comune di Nerone, con 49,2 mm. Per quanto riguarda un'attenuazione graduale dei fenomeni, dovremo attendere la serata di domani. Ci sono altri due aspetti da segnalare: i venti che diventeranno meridionali fino a forti, le mareggiate che interesseranno soprattutto le coste del levante regionale.